io mi chiamo Afri Puvrende, faccio questa attività quasi da 45 anni, avevo 7 anni, con mio maestro. A 13 anni ho fatto il primo caretto, giusto? Io avevo la bottega di 16 anni in poi per conto mio. Mio padre era contadino, noi veniamo da una famiglia numerosa, 13 figli, 7 maschi e 6 femmine. Il mio maestro era il mio cugino, Morabito, il cavaliere Morabito. Io l'avevo nel DNA perché io ero appassionato. Io da piccolo, Nico mi piaceva per dire, io lavoravo con Mastro Chiellini e la sera aveva una vanghetta, mi andava a fare urea, regina, cucchiare, frucchiette, facevo varile, tutte scolpite, in gesso, ci facevo i pastori, ma da piccolo, ma manco con l'attrezzatura, mi faceva scappare di più, con cacciavite e cose. Poi man mano, che non c'è io maestro di scultura, il mio maestro è un caratore. Autodidatta io sono scultore del legno e scultore del ferro, non è che ho un maestro, cioè è una cosa, un dono di natura. Io esco scultore in legno, ma di solito coscientemente sono caratore perché costruisco il caretto. Io faccio dal costruttore alla scultura in vero e in legno. Il legno del caretto si usa fassino, noce e faggio. No, quello che costa molto di più per dire in caretto, anche patronale. Con legno diverso aumenta di 1.000 euro perché il legno, per dire sull'affare viene un cliente e dice voglio macinare da noi. E noi come dicevo in base a questo costa anziché di 2.500 a 3.500 perché la legname costa di più. Tutti i lavori che escono di questa bottega sono sotto richiesta. Io gli posso dare il consiglio al cliente, gli faccio delle figure e poi lui decide quello che vuole fatto come lavoro. Certe persone richiedono anche altre figure teatrali per dire, non tutto vogliono i paladini. Come per dire la Colla Rusticana o se no per dire storie di scene, la Via Crucis per dire, scolpite in legno, nei raggi, quadri, mosaici, così, e non c'è una storia nella Sicilia. Le fasce più importanti sono le ruote e la cascia di fuso, cioè di lasso dove vanno le ruote, le basi prime, le materie prime. Si inizia prima di questi, dei raggi, si chiama, diciamo in dialetto siciliano a mozzo. In diritto siciliano nostro. Ma il caretto patronale che si usava diciamo, come mezzo agricolo dell'epoca, 8 giorni, 8-10 giorni massimo, più saporito diciamo. Come ci sono anche caretti, ci vogliono 6 mesi. Dipende dalla scultura, ci sono caretti che non si finisce. Soprattutto perché allora in un caretto c'erano 7-8 artigiani. C'era il tornitoio che torniva i mioli, i baroni, tutte le parti. Poi c'era per dire il falegname, perché allora non c'erano queste pialle, queste cose. Poi c'era per dire il caratore, preparava i pezzi e li mandava allo scultore. Poi lo scultore passava i pezzi al fabbro per dare tutta la ferratura della cascina di fuso, perché venivano dopo lavorare venivano tornati. Oggi purtroppo questi sono scomparsi questi artigiani e noi facciamo tutto noi, dalla A alla Z. Grazie a Dio che sei piccolo non paravo, se no il caretto scompariva e sono nelle origini uguali. Una volta siamo andati, noi ci siamo invitato a me e Cammelo a Militello, a di Catania, per lavorare in piazza. E noi ci siamo andati e c'era una spalata di 29 carette, 29, e erano tutte fatte nostre, nella nostra bottega. Siamo andati a Trecastagna anche quest'anno, c'erano 16 giorni di Sant'Alfio e 16 la domenica. Perciò i caretti che ho fatto io, tutti i mastri insieme, messi di bel passo, non li hanno fatto mai. Noi che lo dico, qua ci sono maestri che cioè, dire, esistono, lo sanno. Quello che ho fatto io non l'ho fatto mai nessuno, come quantità. Poi il caretto l'ho ripreso io, primo e secondo, e sono andato a battere, però poi ero io solo. Poi ce n'era una bagheria, un altro era legato, ora queste più non ci sono più, anche se c'è qualcuno, ci dobbiamo fare i pezzi noi perché solo non la possono fare. Perciò per la Sicilia siamo soli noi. C'era uno che ha detto, sia Chireale, si chiama Chiarenza, che ha fatto una dichiarazione che dice lui non esiste, carette sono a bel passo solo ci sono, non ce n'è più i maestri. Caratore non esistono più. Il caretto più importante della Sicilia è stato fatto nel 1956 a Belpasso, sempre come ho detto io prima, di 8 artigiani, e hanno fatto il più bel caretto della Sicilia, costruito da Chiarenza Salvatore di Belpasso, il costruttore, ma insieme con tanti artigiani. 18 anni fa l'ho fatto io, è più importante di quello di Belpasso e ce l'hanno a Messina, che il cliente ha speso più di 100.000 euro. Ma prima c'era il caretto più importante era a Belpasso e dopo a Catania, che sono stato fatto nello stesso anno, di 2 artigiani diversi.
Uno si chiamava Chiarenza Salvatore di Balpasso e uno si chiamava Pulitano Concetto di Catania. Ma veramente si può vivere, perché se non ci fosse qualche amatore, già un caretto è morto e un altro più tramontati. Lavoriamo perché siamo unici, non c'è più nessuno. Quando viene in Caruso, quando mi dona a settimana, ma ancora a mettere mano quando mi dona, non è il mio lavoro, tutti i lavori. Cioè non, mi pare difficile che l'arte continua. Ora Cammelo è imparato, grazie a Dio l'ho imparato perché l'ha preso da piccolo, come perché io. Ora c'è mio figlio se ne prende, ma non perché mio figlio non vuol dire, se ne prende. C'erano un paio di rote di un corretto vecchio che stavamo restaurando. Cammelo, mettete qua e falla. Perché Cammelo non è che io mi fa perché lui stava all'attenzione. E i feci, i primi, i secondi, i terzi, poi ci fare una volta un paio di ruote importante, come abbiamo detto, tutto con le scene qua. Un garetto si può fare il minimo 2.500 euro, quello che ho detto prima, del lavoro, può trovare anche 100.000 euro un garetto, ma non che costa che guadagniamo sui soldi, perché sono mesi e mesi di lavoro. Più c'è un capitale diverso perché il legname è più particolare, ferro più particolare. Sono Carmelo Calciotto e faccio scultore in legno. A 10 anni che ho conosciuto il signor Alfio tramite mio nonno, mia madre, un lavoro estivo, sono andato con lui. Poi mano a mano che stavo nella bottega ho imparato piano piano, ho imparato questo mestiere. Il primo lavoro è stato 15 anni, un paio di ruote vecchie, ho scolpito le cubi, la cubana. Questo è uno scappello, questa è una mezzaluna, tipo sgobbia, però mezzaluna, e questa è una sgobbia. Poi ci sono le cose, noi chiamiamo le moschette, triangolare, poi c'è la cosa, la sgobbia a canale, che serve per finire i cubi, le frasche, le cose. La fantasia, creare il paesaggio, creare l'armatura del paladino, cose. Io chiedo ai giovani di insegnarsi questo lavoro, perché è un lavoro bello e creativo, soprattutto creativo. La foggiatura si fa prima la ruota e poi quando è la ruota per dire 1,30 m, si moltiplica per 3, 3,90 il ferro. Poi lo facciamo noi, lo condoniamo con le mazze, lo saldiamo, poi lo foggiamo con la... il cecchio di lata minimo un 4 cm. Poi con l'acqua diventa come un tamburo, una botte si chiude la ruota. E si deve dare la tolleranza dello spessore del ferro, che sia per dire 1,5 cm, si deve fare 1,5 cm in più, 2 cm, 2 cm in più, se no non entra nella ruota, non riesci e si può anche rovinare la ruota, si rovina una foggiatura. Il caretto è nato a Catania e morirà a Balpasso perché ancora esiste.